Rilanciare il turismo campano, valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche che la Campania possiede. E questo è l'obiettivo della serata organizzata da Scoop Travel, primaria agenzia di viaggi napoletana, insieme all'Intercal Campania. All'incontro organizzato presso il TTC Club di Napoli si è fatto il punto su un percorso turistico già portato avanti con successo dalla Scoop Travel, che ha inaugurato proprio quest'anno la prima crociera della musica napoletana. Un'esperienza che si ripeterà dal 16 al 23 ottobre 2009 a bordo della MSC Sinfonia, per ridare il giusto lustro alla nostra regione, così come sottolinea l'amministratore della Scoop Travel Francesco Spinosa. Questa sera al TTC la Scoop Travel, invece di fare come tutti i napoletani che così si lamentano un po' del periodo che stiamo attraversando, niente, cerca di dare una mano un po' ai flussi turistici incoming in Campania. In che modo? Creando una serata evento, invitando tutti i vari responsabili delle varie aziende, dei vari CRAL, dei vari sodalizi, ordini professionali esistenti in Campania e consegnando loro dei pacchetti turistici in modo tale che queste persone che hanno contatti in tutta Italia e in tutta Europa possano invitare i loro amici dei loro circoli associati a venire in Campania, a vedere Napoli, la nostra città, la nostra regione, che sicuramente non ha niente da invidiare a tutte le altre regioni d'Italia. Alla serata ha preso parte anche il presidente dell'Intercal Campania, Carlo Postiglione. E l'augurio che ci facciamo è quello di portare il turismo non soprattutto dalle altre città d'Italia presso la nostra città, che negli ultimi tempi ha vissuto momenti particolarmente sgradevoli, e soprattutto quello di portare presso i nostri associati un turismo qualitativamente migliore e soprattutto economicamente molto vantaggioso. L'importanza di iniziative tese a migliorare l'immagine della nostra regione trova il plauso di artisti napoletani come Mario Maglione e Marisa Fierro. Questa iniziativa per me è straordinaria, è importante perché è il passaporto per riuscire di nuovo da questo momento molto brutto della nostra città, e dobbiamo andare avanti. Dite agli altri che noi abbiamo delle belle cose, ce l'abbiamo a casa e le dovete assolutamente vedere. Ma qui funzionano solo le cose private fatte bene, purtroppo, perché le istituzioni non ci sono vicine, non partecipano e aspettano che noi ci muoviamo, e noi facciamo vedere che ci muoviamo, ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di dare quello che possiamo dare alla nostra città.